Due agguati sono scattati ieri nel Vibonese nel giro di soli 60 minuti. A San Giovanni di Mileto è stato ferito gravemente un fruttivendolo, Rocco La Scala, 49 anni, mentre a Nicotera Marina Antonio Rizzo, 49 anni, insegnante di matematica presso il liceo scientifico cittadino, è stato raggiunto da un colpo di pistola che lo ha colpito al ginocchio. Cerimonia di beatificazione oggi a Cosenza di Suor Elena Aiello, la madre superiora della congregazione fondata da Suor Elena nel 1949, ha espresso tutta la sua gioia per questo giorno di festa, invitando i fedeli a seguire il cammino intrapreso dalla monaca santa. 20.000 le persone che hanno richiesto il pass, ad accogliere i fedeli più di 500 volontari per distribuire il kit della beatificazione che contiene una sciarpetta, una spilla e il libricino sulla vita della suora. Al presidente della provincia di Crotone, Stanislao Zurlo, non è andato giù il comportamento del governo sulla questione dell'abolizione delle province e si è autosospeso dal PDL. Ieri infatti ha comunicato di voler procedere all'autosospensione dal PDL, non condividendone il senso né l'utilità di un intervento legislativo che mortifica e danneggia irreparabilmente i territori più deboli. Dopo 2 giorni di vacanza supplementare rispetto ai loro colleghi calabresi, causa mancanza d'acqua in città lunedì e martedì scorso, oggi hanno ripreso le lezioni anche gli studenti crotonesi. Al trillo della campanella in migliaia sono entrati nelle aule che avevano lasciato un anno fa, non tutti al dire il vero con il volto felice, per affrontare una nuova stagione scolastica.